Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, siamo su Football Manager 2019 e ragazzi, questa è la mod delle mod, la mod più incredibile della storia. Allora, intanto ci tengo a ringraziare Falconero perché grazie ai suoi video ho trovato questa mod e sapete, cioè, anch'io sono un nostalgico del calcio di una volta, degli anni 80 e 90 soprattutto, e ho detto non potevano scaricarla visto che insomma registro Football Manager da tanti anni. Quindi veramente grazie Falconero, lascio il link del suo video del suo canale in descrizione e veramente ve lo consiglio, veramente bravissimo nel portare i video con stile, sa parlare bene, è proprio elegante anche nel parlare, proprio uno che porta contenuti in maniera importante, cioè veramente bravissimo, meriterebbe 32 miliardi di iscritti, confronto, vabbè, siamo perde, però per fortuna insomma in mezzo a tanti canali un po' curiosi c'è il buon Falconero perché è veramente veramente bravo, cioè, fa giochi diversi, particolari, porta anche rubriche su, su diverse tematiche, cioè veramente una brava brava persona, bravo e competente, quindi complimenti e grazie ancora per che hai tirato fuori dal cilindro questa mod che sinceramente non avevo mai notato e l'ho sempre sognata. Niente ragazzi, dopo questa premessa, veramente adesso vi spiego bene il tutto. Allora, eccoci qua. Siamo partiti chiaramente con il Valencia, perché lo sapete, sono nostalgico del Valencia, delle due finali perse di Hector Cooper. E quasi tutta la squadra è composta da quei giocatori, visto che è stato uno dei momenti più grandi della storia valenziana. Allora, si parte con chiaramente un modulo dove è incentrato sulle fasce, per quanto ho giocatori fortissimi anche a centrocampo, però l'obiettivo è quello di spingere tanto, soprattutto con Chili Gonzalez. Ma vabbè, andiamo all'analisi della formazione. Cannizales in porta, Carboni, Arias, Ayala, Anglomà, Mendieta, Claremont, Aimar, Gonzalez, Epi e Kempes. Allora, c'è da dire che abbiamo un Ruben Ayala fortissimo, purtroppo nel Milan non l'abbiamo visto così, tanto guardate la skin con le foto, vabbè, robe grandi. La difesa è buona, abbiamo anche questo Arias che non è male, però sì, diciamo che la difesa è per me punto debole, Anglomà una certezza in terzino destro, invece anche il buon Carboni non è male, cioè ce lo godiamo. Ricordiamo che allora, diciamo, tutte le leggende hanno dai 18 ai 21 anni. Poi vabbè, abbiamo Gaez Cazabala, cioè, quando hai Gaez Cazabala sei tranquillo, un giocatore che ho sempre amato, ha fatto 6 anni circa meravigliosi, vincendo anche diversi premi individuali, tra cui il miglior centrocampista della Champions, se non sbaglio, e dopo purtroppo dalla Lazio si è perso, però un centrocampista tutto fare devastante. Claremont, questo è una vecchia gloria, e guardate che roba, cioè dei parametri incredibili, e in questo momento il titolare è Ruben Baracca, incredibilmente in panchina. Poi vabbè, Chili Gonzalez non ha bisogno di presentazione, diciamo che all'Inter anche lui è un po' calato. Epi, questo è veramente una gloria del Valencia, non lo conosco, ma una gran alla destra, non male, e dopo il Pagliasso, lui sì che non ha bisogno di presentazioni, e Marione Kempes in attacco, ragazzi, l'uomo che ha portato l'Argentina a vincere il primo mondiale nel 78, quindi anche lui non proprio scarsissimo. E abbiamo anche delle buone riserve, Pellegrino, Pucciades, questo è forte, il problema è che è un mediano, in questo momento la mia squadra non prevede il mediano, però guardate i parametri, cioè un mastino veramente, una vecchia gloria valenziana, Albelda, Baracca, Sensi, Fernando, buon trequartista, bei parametri, e dopo c'è questo, il Piocco Lopez, ragazzi, il Piocco Lopez, anche lui, anche se pensavo un po' meglio, si vede che dovrà crescere, e Mundo, che è un attaccante che se la giocherà con Kempes, che ha solo 17 in finalizzazione e 17 in freddezza. Quindi insomma veramente una pippa praticamente, una pippa, una pippa. E faccio vedere anche per curiosità l'Under 19 che abbiamo Bernat, Gaia, Tony Lato, Isco, David Silva e Nolito. Perché faccio vedere questo? Perché i giocatori diciamo di adesso sono tutti 16 anni, e qualcuno anche 15 e quindi praticamente loro sono dei bimbetti che dovranno un attimo crescere. Adesso vi faccio vedere tutto, adesso vi porto al vero godimento della moda, anche Isco, guardate, ecco, lasciamoli crescere. Allora ragazzi, adesso è il momento clou, vi faccio vedere perché la Serie A è il campionato più difficile del mondo, è stato il più importante. Fiorentina. A parte la difesa c'è Toldo, Dunga, Rui Costa, Chiarugi, De Sisti, Antonioni, Baggio, Batistuta. Cioè, penso che possa vincere qualcosa la Fiorentina. Cioè, praticamente saranno 80 squadre candidate a vincere tutto, quindi sarà una stagione veramente dura. Internazionale. Cioè, ci rendiamo conto, vabbè, Zanetti, Mazzola, Recoba, Ronaldo, Vieri, Altobelli, Bobaldo. Tornata la coppia Bobaldo, Ronaldo, Vieri. Guardate Ronaldo. Cioè, ecco.
abbastanza sublime. Juventus, Platini, difesa leggermente scarsa, Zoffo, Scirea, Gentile, Cabrini, cioè difesuccia. Poi Lazio, e salutiamo ancora Falconero, Pavel Nedved, il vero Pavel, con i capelli perfetti, guardalo, solo a vederlo ti viene voglia di amarlo. Boksic, Piola, Chinaglia, D'Amico, Veron, Nesta, Pancaro, mi viene da piangere, Fiori. Milan, penso la squadra più forte in assoluto, paurosa, Baresi, Maldini, Tassotti, Costa Curta. Considerata anche dalla FIFA insieme all'Ajax di Cruyff e al Reali di Stefano, le tre squadre che hanno cambiato il calcio. Gianni Rivera. L'allenatore è Sacchi, Rud Gullit. Uragano Franklin. Il Cigno di Utrecht. Vabbè. Non c'è Sheva perché Sheva l'hanno messo la Dinamo Kiev, li perdoniamo. Gunnar Nordahl. Poi abbiamo il Parma, Enrico Chiesa, Hernan, Jorge Crespo, Dino Baggio, Thuram, Cannavaro, Buffon. Chi più ne ha più ne metta. La Roma, Totti, Conti e tutto il resto, Cafù. Poi c'è solo il Napoli che è il giocatore più forte della storia del calcio, eccolo qua. Diego Armando Maradona. Cioè, e questo è solo la Serie A, ragazzi. Il grande Torino. Il grande Torino con Loic, Mazzola e tutti gli altri, Bacicaluppo. E la Sampdoria di Cereso, Mancini, Vialli e tutti gli altri. Poi così, tanto per gradire, Pelé, Manchester United, Beckham, Roy Keane, Giggs, Cantona, George Best, guardate Davide dietro prosciutto, guardatelo David Beckham, bellissimo solo a vederlo. Poi abbiamo i vari Drogba, che so che è un giocatore stramato, eccolo qua, del Chelsea. Che bello vedere il City con praticamente zero leggende, che farà cagare. Poi c'è Rivaldo con tutta la combricola del Barça, mostruosi, con Ronaldinho leggermente forte. E la cosa bella del Barcellona è che c'è anche delle riserve, cioè ha un under 19 che ha solamente, no questa è la mia però scusate, ha solamente Jordi Alba, Piqué, Maurito Icardi e poi un solo Lionel Messi, tutti incomprabili questi, tutti incomprabili perché per il gioco sono appena stati acquistati. Anche Real Madrid che c'è forse il giocatore più forte, c'è l'attaccante più forte del gioco in questo momento, finché non cresceranno anche gli altri. Però guardate che roba, a parte Zinedine Zidane e gli altri c'è Ferenc, Puskás, 20-20 finalizzazione e freddezza, scherzo. Poi abbiamo, e qua lo salutiamo con la notizia che è arrivata purtroppo, grande Sinisone, con una stella rossa leggermente forte che praticamente ha Vidic, Stojakovic, Savicevic, Mihailovic, Stankovic, Jugovic, Stojkovic, Darko Pancev, un po' di gente insomma. Poi c'è il nostro amore, Andriy Shevchenko, fortissimo Dinamo Kiev, cercheremo di prendere a tutti i costi. E poi faccio vedere per esempio Cristianino Ronaldo, che per esempio è, dove sei Cristiano? È lo Sporting Lisbona a 15 anni, a 16 anni, perché i campioni di adesso vanno dai 15 ai 16, i campioni invece del passato dai 18 ai 21, tipo i Barella invece, per far capire un giocatore forte ma non top player, invece all'età che ha, 21 anni, e i parametri suoi insomma. Poi ecco per esempio Luis Suarez è al Nacional de Montevideo a 16 anni, Cavani al Danubio e robe così insomma. Queste quindi cioè, capite la perfezione di questa mod, capite che per vincere qualcosa dovremo non so cosa fare visto che ci sono 102 squadre forti? Per esempio, ecco, Dio Ibra, dove può essere se non al
Malmoe al Malmo, Zlatan Ibrahimovic. Ok ragazzi, intanto De Ligt è arrivato, molto bene, e adesso cominciamo la campagna acquisti che, ripeto, sarà impossibile comprare praticamente qualsiasi giocatore, avrei comprare più leggende che giocatori. Però per far vedere, ecco, una cosa, per esempio, c'è Van Basten, allenatore in seconda, c'è Van Basten calciatore, questi sono piccoli, diciamo, tra virgolette, bug che in una mod così gigantesca ci devono essere, nel senso, però chi se ne frega, Van Basten giocatore è una cosa, Van Basten preparatore è un'altra, quindi che lo sto cercando di prendere anche come allenatore in seconda, quindi non dà nessun tipo di problema e fastidio. Carlos Valderrama, cioè il centrocampista lo vorrei però ragazzi, perché avere uno con i capelli così in squadra è fondamentale. Non costa neanche tanto, magari questi giocatori qua ne proveremo qualcuno che magari possono anche venire da campionati così. La vedo dura però, anche perché Pelé la riproveremo se volete, però è accettabile, a loro va bene. Vediamo, chissà, magari. Allora. Neymar per esempio è il Santos, Neymario. Neymar al Santos under 20. Ovvio, costa niente. Oh, proviamo. Un giocatore che odio particolarmente. Sì. Io non amo, però insomma non mi farebbe neanche schifo, ecco, averlo. Accettabile. Adesso facciamo un po' di benchmark per capire chi viene e chi non viene. Mettiamo i big, per esempio. Non mi ha fatto vedere due squadre però un po' importanti. Allora mettiamo qua. Adesso ve le faccio vedere. Rata 3. Vabbè, tanto non è che li venderemo questi giocatori, quindi ce ne sbattiamo. 9, spove. Sì, ti fa capire come il Santos gli vuole i soldini, ma cioè per esempio Ruud van Nistelrooy, un giocatore, sapete quanto amo questo giocatore qua, ma non può venire perché per il gioco è il primo anno di acquisto, hanno fatto bene a far così, nel senso, praticamente sta modo ti impone che il primo anno il mercato è veramente quasi zero, sia dei Cristiano Ronaldo, Messi di 15 anni, sia che gli altri, e sinceramente è anche giusto. Mamma mia. Vabbè, tanto non lo prendiamo, facciamo l'offerta, tanto non viene. Però guardate il PSV per esempio. PSV, cioè Van Bommel, Coquelin, Romario, 19-16, non proprio scarso. Van Nistelrooy abbiamo visto. E vabbè, c'è una squadra che è devastante. È andato a preso De Ligt, giovane. Ma allora, Edwin van der Sar, Blind, Frank de Boer, Reitzinger, Kroll, Davids, Neskens, stiamo parlando di un centrocampista devastante, della grande Olanda, Overmars, Litmanen, Cruyff, Johnny Rep, cioè, volevo andare anche l'Ajax, ma che sport, sono troppo forti, cioè, Patrick Kluivert, cioè, non può andare su 6 squadre, cioè, per farvi capire la difficoltà che avrò in Spagna, che anche arrivare quinti sarà dura, cioè, un semplice Deportivo, il Deportivo glorioso, di Andrade, Scaloni, Capdevila, Mauro Silva, Valeron, Jalminia, Bebetus e il pistolero Macai, il vero pistolero Roy Macai e Diego Tristan, cioè, ti fa capire, cioè, il Sociedad, il Real Socie per esempio, cioè una squadra del cazzo spagnola, cioè, Xabi Prieto e Darko Kovacevic, cioè quindi anche le squadre di merda, perché tutte le squadre sono nel massimo momento, che ha vinto lo scudo, questi nel 2004, cioè capite, quindi aspetta, non c'è detto Xabi Alonso, capito, quindi sarà leggermente dura. Allora, Valderrama accetta, ecco, vedi, Valderrama viene, immaginavo da una squadra così magari, vabbè, sì, Carlos Valderrama ce lo prendiamo. Neymario no, Pelé no, Ibra, o proviamo, non ci costa nulla. Pensa però il mercato come sarà dopo, scoppiettante, che tutti cercheranno di prendere, vediamo dove andranno i giocatori, mamma mia, i giovani soprattutto, anche se difficilmente li venderanno, ecco, magari dal Malmo, anche sì, ma da altre squadre secondo me sarà più difficile, c'è il Barcellona Messi, per carità, però è accettabile, ovvio.
Per esempio, Salas, all'Università di Sile, che avrei bisogno di difensori in realtà. Beh, 12 milioni già, però, ciao. Anche perché ne avevamo 36 milioni, ne avevamo tanti soldi. Vedi, di qualche leggenda secondo me può spostarsi, che trovare, sono 50.000. Anche Macai vorrei, ma non vengono, non vengono. Un difensore centrale, leggenda che può venire. Thiago Silva. Però Thiago Silva, cioè, sarà sicuramente al Fluminense, sì. Poi 15 anni, è un bambino, quindi appena arriva, sì, non verrà mai. Ma proviamo, magari c'è il bug, però non verrà mai Thiagone. Beh, è chiaro che ti accettano. Thiago Silva. Per esempio, vediamo un Paquetá, per vedere, vedi lui perché c'è lui cosa 12 anni, qui 15 anni, certo. Romagnoli cos'è? Lecce forse? Lecce, Romagnoli, vedendo un po' di Milan. Vediamo Piontek. Al Craiova. Al Cracovia, Fiori. 23 anni però. Non perché ancora non è considerato un top player, giusto? Però allora, vediamo. Quasi quasi, magari come riserva. Scusa. 124 milioni? Ina- Inaccettabile. Vabbè, lo compreranno sicuramente. Cacà. Riccardo Isaacson dos Santos Leite. Madonna, 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 Madonna. Il San Paolo, ma la maglietta del Milan. Non hanno messo, non vedi, per non fare il Milan troppo pensate, cioè, Sheva e Kakà sono fuori dalla Rosa Legend perché sono troppo, cioè, mi viene da piangere pensare alla squadra che ho adesso. Cioè se fra 50 anni rifanno Football Manager dovranno rimettere quelli, visto che le leggende sono Romagnoli e Paquetá. Mamma mia, da piangere, va bene. Trattare 15, sì, vabbè. Ma non verrà mai tanto. Questa prima partita sarà così. Vediamo se riusciamo a fare da la prima. Ibrahimovic non viene. Si è appena unito e Kakà non viene. Non c'è storia, ragazzi, purtroppo è così. No comment. Garrincia. Mi servirebbe un'ala destra. Perché Epi non lo conosco tanto, sembra buono, ma rate. C'ho Garrincia, la migliore ala destra della storia. Con un piede più lungo dell'altro. Che sporo mi vuol tanto per Garrincia, però, eh. Magari. Ma vediamo un attimo alle destre. Mi consigliano il Mallorca, ha solo Samuel Eto'o, The Crash. Che spara. Mamma mia, ricerca giocatori. Scarsi, scarsi. Vedi, Forsberg l'hanno tenuto a 26 anni per esempio, perché certe squadre chiaramente, perché tutti i non big, giustamente c'è anche gente un po' più vecchia, i non super big li hanno tenuti così. Ecco, Joaquin, l'hanno messo a 17 anni, bravi, bravi, perché Joaquin era un bug di Football Manager negli anni d'oro. 20 milioni, però questo in realtà è ancora là, ma questo potremmo provarlo, cazzo, Joaquin Kili Gonzalez, penso che vengo, cioè, perché non è che purtroppo non possiamo, così, vabbè, così però non viene. 5, la clausola di Cisoria vogliono, ma mangiatemi il pacco. No, la clausola di Cisoria anche no, sinceramente, cioè. 17, 30, non ho i soldi per prenderlo così.
pronti ad accettare, sì, non verrà mai. Poi anche vendere è difficile. Allora, vediamo, nuova ricerca. Oh, questo primo video, ripeto, sarà così perché è giusto farvi vedere un po' la perfezione di questa mod. Vedi, interessati, destri. Sì, è che comprare giocatori, diciamo, facevo comprare le leggende, però mi rendo conto che è impossibile. Il primo anno è impossibile. Sì, Valderrama forse arriva, ma Chieco. Beh, Chieco, ragazzi, cioè con Chieco vinciamo tutto, eh? Che non è neanche un cattivo giocatore, però andrebbe bene per il Gardente Sport. Vediamo. Che sforo, Giuseppe Meazza. Mamma mia. Scarsa anche l'Inter. Giorgino Best. Che stile. Guarda che roba, guarda che roba. Fanno paura, eh. Sì, comunque che City hanno fatto Romeo Menti che hanno fatto stare del Vicenza. Bruno Con, cioè mi da piano, non vedo l'ora di poter comprarli questi, eh. Mamma mia. Garrincio non vuole venire. Ecco, Gioacchino sì, perché? Perché era già del Betis, vedi? È così, l'ho capita subito la mod. Però c'ho Gioacchino, ragazzi, come alla destra sarei a posto, non dovrei comprare più. È che non posso vendere purtroppo, nessuno vuole i miei giocatori. Cosa vuol dire? È una grande opinione su di me, ce l'avrai, amore mio, ce l'avrai. Ragazzi, Gioacchino lo prendiamo, cioè... Voglio fare un Valencia pazzo, fiori. Alla fine mi tolgono 14 milioni, dai, tanto il primo anno sarà così, poi del prossimo anno venderò anche delle leggende del Valencia che magari vedo un po' come la squadra e faremo qualcos'altro. Non preoccupatevi. E arriva Gioacchino. Vuole Rodriguez. Aspetta. Bisogno di soldi, ragazzi. E Valderrama, questa è la prima super leggenda. E arriva Carlos Valderrama. Buono, vabbè. Ah, ma questo, cazzo. No, rimani con noi. Fai che ti vuoi, faccio. E arrivano due colpacci, ragazzi, due colpacci. Oddio. No, Kempes. Mamma mia, se perdo Kempes che sborro, cioè no, Marione Kempes, no, Rosa. Tattiche. Arriva Gioacchino. E Valderrama, boom boom. Guardate, abbiamo veramente un centrocampista, sì, non molto forte nella fase di marcatura e fisica, però volevo una leggenda, cazzo, la volevo, l'ho presa, cioè, molto tecnico, va bene, adesso cioè, guarda, Gioacchino, vediamo rispetto ad Epi. Siamo là. Proveremo. Gioacchino lo conosco di più, però cioè, Epi è una leggenda del Valencia, per quanto possa amare il calcio, un benchmark di calcio, però non posso. Vediamo invece per esempio al posto di Clermont quante sterline ha Valderrama, 3, leggermente meno, vabbè, perfetto, però almeno ho coperto, diciamo, una riserva in più a destra e il centrocampo perfetto. Che Pablito Aimar mi impone il trequartista purtroppo, questa è l'unica pecca, diciamo. Allenamenti individuali, io direi di mettere a Carlos Valderrama un po' di rapidità, perché però 19 anni, ragazzi, cioè, ha leggermente tempo. E Gioacchino invece il tiro. Ok. Cioè, raga, guardate la lista dei prestiti: Lentini, Fuser, cioè, Pruzzo, Porrini, Alberigo e Vani. Cioè, quindi, cioè, vabbè, Vane, che è una merda, Nicolino Berti nazionale, cioè, Mark Viduca. Cioè, Leeds che chiaramente in Premier si permette, cioè, ma che cazzo... Beh, John Charles diciamo che non è proprio scarsissimo. Non è proprio scarsissimo. Un 88-90 kg per lei, con la Billy Bremer. Oh!
È un buon Leeds, è chiaro che rispetto alle altre non so quanto potrà fare, però vi dico che in prestito, però rimango scioccato, insomma. C'è qualche leggenda buona. Pensavo Robert Pires. Grande Boga. L'avevo comprato tanti anni fa, mi ricordo, anche se è giovane. Vediamo The King of Cool, Thierry Henry. Anche l'Arsenal scarso. L'Arsenal 2004 sarà infatti Patrick Vieira, Robert Pires, Freddy Ljungberg, considerato all'epoca uno dei più sexy giocatori del calcio, Dennis Bergkamp, Ian Wright, Tony Adams, abbiamo fatto di Seaman, bella questa, non quella merda quando nell'ultima parte va la coda di cavallo. Ragazzi, altri acquisti saranno un regalo per il grande Agi. Agi, c'è praticamente la stessa cosa, la stessa persona, Gheorghe Agi, scarso anche lui, insomma. Stavo guardando un po' qua anche la Dinamo Kiev di Sheva, che c'è anche Rander Ebrov, Shovkovsky, Luzny. Questa è tutta... no, guarda che foto, fiori. Mamma mia, quanto la seguivo, diciamo, io l'Ucraina l'ho amata, non so, Blokin, grande questo, ragazzi. Gran giocatore, bella squadra anche la Dinamo. Però Lobanovskij allenatore, cominciò a piangere. Il Rosenborg, la Strand, va bene, insomma. Dinamo Zagabria, forse qua c'è Zvone? No, no, Modric. Eccolo qua, Zvone, Boban, ma anche Madonna, ragazzi, cioè, capite quante squadre ci sono forti? Cioè, capite che sarà impossibile vincere qualcosa, e per questo mi caso. Luka Modric. È già in prima squadra però. Oh, ma l'ho visto, cacchio. Dinamo 2 addirittura, beh, chiaro. E dov'è che va? Trasferimenti. In prestito. Qua, ok, perfetto. Madonna, è incredibile. Ragazzi, mi hanno confermato anche l'ingaggio di De Ligt e arriva anche Tierney, quindi sto prendendo un po' di giovani per le stagioni che verranno. De Ligt. Spoccio. Sono tutti numeri. Madonna. Ascolta. Numeri automatici mancanti e vaffanculo. De Ligt però 29. Ottimo, conferma. Perfetto, raga, un saluto dal Comendone veneziano e niente, questa stagione sarà incredibile. Adesso finiamo le amichevoli, del prossimo video partiamo con la Liga, prima giornata, se non erro, tenerne in arriva, perfetto. Ok, dal benvenuto. Ok, quote capocannonieri, Kubala, Puskás, bene, i miei ci sono, perfetto, niente. Vediamo se sono tutti nell'Under 19. Vediamo, allora. No, sono in squadra principale, devo metterli un attimo, sì, perché non ha senso tenere. Allora, De Ligt com'è? Non è ancora pronto. Allora, De Ligt, Under 19, e Kieran Tierney, Under 19, perfetto. Tierney, De Ligt, squadrone Under 19, dovremo vincere tutto, speriamo. E niente, con quest'ultimo, ok. Salutiamo tutti, prossimo video cominciamo con la Liga, adesso aspetta le cose da guardare se siamo veramente contro il Barcellona la prima. Calendario si parte col Barcellona, bene, subito un 100-0 per il Barça. Raga, un saluto dal Comandante veneziano, ciao!